Noi siamo anacronistici, abbiamo una passione per quello che facciamo. Bisogna anche vedere questa passione che futuro avrà. Infatti, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di riportare la gente al mulino. A me piace sempre dire questo, queste sono farine di una volta, che vanno fatte come una volta per avere i sapori di una volta, vanno anche trattate come una volta, è tutta un'altra cosa, così come la polenta, così come la segale, così come tutti i cereali, venivano macinati come una volta, quindi schiacciati, non tagliati, quindi il germe del grano è all'interno. Essendo all'interno ci sono oneri e onori, il sapore è diverso, la conservazione è diversa. E noi facciamo questo ancora adesso con le antiche macine in pietra naturale, sfruttando tutta l'acqua che ci porta la roggia San Odorico, che è una roggia che prende l'acqua da Ospedaletto su a Gemona, passa tutto il rione fondiario, arriva qua, a 3 km da qua va nello Stella. Questo è un canale artificiale fatto nel 1400 dagli allora conti Cossio, che erano i conti del Friuli, ed è un canale artificiale fatto a mano, perché raccoglieva soprattutto in queste zone le acque di risorgiva, le raccoglieva per muovere che cosa? Tutti questi opifici, queste zone industriali di una volta, per muovere le pale delle ruote idrauliche che davano il movimento all'interno della, oggi si direbbe fabbrica, invece era un mulino, oppure un battiferro o una segheria, un opificio. Questo perché? Perché questa era l'unica forza motrice di quei tempi. Lo stoccafisso era il mangiare dei poveri. Chi aveva la fortuna di averne un pezzo lo portava dove? Negli opifici, dove c'era questa forza idraulica delle pale che con gli stessi magli si batteva lo stoccafisso. Perché si batte lo stoccafisso? Perché così è più morbido, bastano solo 3 giorni di ammollo e poi tu lo puoi cucinare. Una volta mio nonno accoglieva all'interno del mulino tutte le persone che venivano a macinare. Questo era un centro di aggregazione. Tutte le famiglie si incontravano qua e lui era lì e sapeva tutto di tutti. E tutti chiedevano a lui, mio figlio si deve sposare. Con chi? E lui diceva, con chi vorresti? Con quello. Sì, è una brava persona oppure no? Mio figlio non ha voglia di studiare, può venire qua? Funzionava o non funzionava? Decideva lui. Tuo figlio non funziona. Era quasi un delitto, però lui poteva dirlo, perché era il mugnaio.